Allora, credo finalmente siamo arrivati al collegamento con Mr. Panini Italia, responsabile vendite Antonio Allegro della Panini Italia. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, diamoci del tu. Allora, di fronte Fulvio Floridia e Gabriele Borzillo, conduttori della trasmissione. Poi abbiamo Bruno, che è uno juventino, seduto da una parte, abbiamo Denny, nascosto. Denny, che è il nostro tecnico, il nostro direttore dall'altra parte del vetro, Lapo De Carlo, ma di fronte abbiamo una persona che lei non conosce, abbiamo Gianni Bellini. Allora, ciao a tutti, innanzitutto ciao Gianni, ovviamente. Ciao Antonio, ciao. Ciao. Anche perché poi Modena non è grandissima, ci si incontra ogni tanto. È bellissima. È bellissima. Poi in realtà Gianni non è proprio di Modena, però ci incontriamo abbastanza spesso. Sì, viene, lui gioca in trasferta quando viene a Modena, quindi poi vi incontrate sinceramente non perché volete incontrarvi così casualmente, vi incontrate perché nella sede della Panini il signore qui presente ormai è testimonial, potrebbe fare veramente il vostro testimonial per il mondo, no? Quindi a livello televisivo, radiofonico, oggi sta raggiungendo un po' tutte e due, condensando un po' tutte e due le cose, no? Qui da noi, è veramente un grande testimonial, oltre che anche delatore, nel senso che vi dà delle soffiate, delle dritte su qualcuno che in qualche modo altera a livello di diritti ed è scorretto, diciamo, dall'altra parte del mondo nella produzione di album. Prego, Antonio. Sì, in effetti è esattamente così. In effetti Gianni ha un network pazzesco, devo dire, di persone, stavo per dire di ammalati come lui, ma in realtà è una bellissima malattia questa di collezionare. Poi è effettivamente una collezione stupenda e ammetto che ogni tanto scopro delle chicchine appunto dalle sue segnalazioni. Poi come sapete appunto Panini ormai è una realtà presente assolutamente in tutto il mondo e quindi da questo punto di vista ci scontriamo ormai quotidianamente con questo tipo di realtà. Antonio, volevo farti una domanda, ma lui è in possesso di una cosa, di una figurina, di un'edizione particolare che la Panini può non avere? Credo di no. Però... Beh, allora diciamo che se parliamo di materiale Panini direi di no, nel senso che potrei dire che forse qualcosa che a lui magari è conservato meglio della stessa cosa che abbiamo noi. Questo che volevo dire. Lui oggettivamente è molto attento nel conservare le cose. Ovviamente lo siamo anche noi, ma può essere che magari... qualcosa si è un po' stortato negli anni. Ma sai, comunque lo utilizziamo sia per scopi di archivio che per la nostra attività di promozione, quindi devo dire che anche il kit appunto con tutte le raccolte calciatori complete dalla 61-62 ad oggi, la sua potrebbe essere magari anche in migliore stato rispetto alla nostra, però diciamo che come roba Panini non credo che a noi manchi qualcosa, in compenso lui ha tante altre cose non Panini e devo dire che ogni tanto è gustoso scoprirle. Ecco, può essere anche interessante, non dico che la Panini abbia bisogno di spunti assolutamente, però magari vedere un po' la tendenza, tipo non so, ha detto che nel mondiale del 2014 c'erano 8 album della Colombia per esempio, quindi anche capire anche la grafica che può, diciamo, in qualche modo essere più accattivante per il settore, per il paese stesso, diciamo. Ma presumo che cambi un po', no? Sicuramente sì, nel senso che in realtà vale proprio come filosofia Panini, noi stiamo in generale molto attenti alle tendenze dei consumatori e quindi devo dire che da quando c'è anche internet e i social gli stimoli che ci arrivano sono tantissimi. Chiaramente Gianni fa una selezione, fa un filtro e quindi è in grado magari di trovare qualche chicchina specifica che può essere più mirata rispetto alle generiche segnalazioni dei collezionisti, quindi ammetto che quando ricevo le sue mail, le sue segnalazioni le guardo sempre con interesse e con piacere. Hai visto? Per forza, ma con doverosa attenzione, quindi veramente è una cosa incredibile. Antonio, una domanda volevo farti. In un periodo così di crisi, no? Perché la crisi attanaglia un po' il paese, però io parlavo con un amico comune che è Massimo Veronese, insomma, che è venuto con Max, e mi diceva che oggettivamente invece il mercato delle figurine è un po' in controtendenza rispetto alla crisi globale. No? Oserei dire che il mercato delle figurine è in controtendenza anche rispetto alle tendenze del mercato dei giovani, nel senso che, parliamoci con assoluta sincerità, non siamo fra noi, siamo fra amici, ma noi vendiamo un pezzo di carta adesivo. Oggi come oggi, considerando anche gli svaghi e le possibilità che hanno i giovani collezionisti, pensare che ancora si affezionino a questo tipo di passione di divertimento potrebbe sembrare anacronistico, in realtà no, perché effettivamente la figurina continua a mantenere un insieme di sensazioni che sono assolutamente inarrivate, devo dire, da altri media e da altre appunto possibilità di passare il tempo per i ragazzini. Ed è vero che in qualche maniera
siamo sinceri, risente della crisi come risente in generale il paese e i paesi, però è vero che tendenzialmente meno di altri settori, altri prodotti, altre attività la crisi impatta. In qualche maniera questo bisogno di svago, di una passione semplice, sana, lineare, questa piattaforma anche di scambio generazionale. Parliamoci chiaro, oggi la figurina è diventato uno strumento sul quale i papà ma anche i nonni riescono a condividere con i nipoti una passione. Questo non è scontato e questo non vale per tanti altri svaghi, anche multimediali, anche bellissimi, che hanno i nostri ragazzini. Anche perché poi si può iniziare da molto presto, prima ancora di un DVD o di una PlayStation, no? Quindi credo che proprio il collegamento... È vero, ti rispondo però sono in maniera assolutamente sincera. Chi ha figli anche piccoli sa che già a 2-3 anni questi cominciano a toccare i nostri pad, gli smartphone, quindi da questo punto di vista sono già veramente nativi digitali, quindi sono già vocati anche all'uso del digitale, però in parallelo hanno anche bisogno di fisicità, hanno bisogno di toccare qualcosa, hanno bisogno, dico una banalità, ma valeva negli anni 60, vale oggi, di imparare a riconoscere i numeri e lettere, e in questo senso le figurine mi continuano a raccontare anche oggi. Sono il primo strumento in cui i ragazzini cominciano a riconoscere i numeri e a riordinare un po' le idee grazie all'album. Quindi questo insieme il concetto dello schema, lo schema della squadra, tante cose vengono fuori da tanta roba, cioè oltre al giocatore c'è lo schema, c'è la squadra stessa, il discorso che una squadra è differente dall'altra come colori, e poi proprio a livello proprio di struttura mentale. Bravissimo, è esattamente questo che fa sì che appunto la figurina oggi per i ragazzini ancora di 4, 5, 6 anni ha un vissuto ancora molto molto forte come poteva essere 50 anni fa, quindi la figurina è più che vai, e per fortuna, e devo dire poi onestamente anche grazie alla passione dei collezionisti come Gianni, che portano avanti il mito a livelli alti, ma fortunatamente la passione di milioni di collezionisti che invece appunto si avvicinano alle figurine in maniera timida e diciamo inesperta, e poi scoprono che c'è un mondo dietro. Siamo qui che parliamo appunto ancora di un grandissimo successo. Ecco, io sono rimasto sconvolto dal fatturato, più o meno. È vero, è un fatturato mostruoso. Ecco, c'è qualche da avvicinarsi come cifra per quest'anno, circa, più o meno, previsioni? Ovvero? Il fatturato appunto è nell'ordine, diciamo che negli ultimi anni è sempre superato $500 miliardi, e devo dire a livello ovviamente gruppo consolidato. Lo so, qua abbiamo bisogno di una sponsorizzazione. Sareste interessati a sponsorizzare Radio Milano? No, proprio vedi, la domanda non si riesce a fare una domanda, vedi una bella sponsorizzazione. No, riproviamoci che è interessante. È interessante, hai capito? No, volevo anche chiedergli poi una cosa, ma gliela chiederò poi, perché mi interessava sapere per esempio qual era il mercato più ricettivo, cioè a parte l'Italia ovviamente. Anch'io, perché magari l'Italia forse è molto sul pezzo da questo punto di vista. L'Italia insomma è nata qui Panini, per cui qui è un'istituzione, ma capire dove le percentuali di fatturato rispetto anche ad altri paesi, c'è un paese che lo possa superare. Ecco, è ritornato. Antonio? Sei Antonio? Ha cominciato a parlare di soldi veri. Esatto. Hai messo giù. Ma dire la verità, hai messo giù, dicelo. Però per dire quante fatturate? No, le informazioni diciamo macro posso condividere con voi, quindi parliamo comunque di un fatturato che è oltre $500 miliardi, e devo dire che in particolare negli anni come quello dei mondiali potrebbe essere ancora aumenta ancora di più. Quindi quest'anno magari 2 lire anche su Radio Milano Inter, insomma, per piccola sponsorizzazione. Senti Antonio, una cosa volevo chiederti, qua e là. Il mercato che è più ricettivo, cioè lasciamo stare l'Italia, voglio dire, dove Panini nasce. Allora, bella domanda. Il mondiale è un fenomeno ovviamente globale, e devo dire che se in Europa segnalerei la Germania come paese leader, ma in realtà sono realtà che Gianni conosce benissimo, come la Svizzera, il Belgio, che in termini assoluti hanno grossi risultati. Poi Sud America devo dire che Svizzera e Belgio, non ci posso credere. E quindi un po' tutto. Ma Svizzera perché ci sono un po' di italiani, secondo me, scusami. In Belgio ci sono gli immigrati italiani, secondo me perché ci sono degli italiani di mezzo. Sud America idem. Ma può essere ci sia ovviamente anche una cultura italiana dietro, ma un dato a questo punto interessante di quest'anno sono gli Stati Uniti. Cioè quest'anno negli Stati Uniti c'è stato il boom delle figurine Panini dei mondiali. Io ho visto dei report a parte dai colleghi americani, ma anche su internet, di ritrovi di scambio figurine a Baltimora, a New York, a San Francisco,
e veramente mi hanno emozionato, proprio perché la cultura americana, come caspita. sapete, è più legata alle card da collezione, la card RA che vale tantissimo, quindi invece vederli collezionare figurine autoadesive veramente un segnale importante. Beh, vuol dire che il calcio poco a poco ormai è abbastanza sfondato, no? Quindi negli Stati Uniti, perché con la loro liga indubbiamente riescono a coinvolgere, perché insomma prima il calcio era sempre un po' in difficoltà, quindi anche la passione, no? Per le figurine, per la raccolta delle figurine magari ne poteva risentire. Poi magari avete lavorato bene anche a livello di pubblicità e marketing. Come sempre credo che ci siano entrambe le cose, quindi da un lato il fenomeno è montato oggettivamente, anche avere una nazionale molto forte, perché comunque Sì. la nazionale mondiali È andata, oggettivamente piuttosto certo. forte, ha inciso. Poi devo dire che i miei colleghi americani hanno fatto oggettivamente un ottimo lavoro. Ho capito, bene, bene, bene. Altre domande? Non so una domanda, cioè il figli, tu hai figli, uno, due? Io sì, ho figli, Età? femmine e maschio, Femmina, maschio? quindi in qualche maniera ho dei tester in casa. Ecco, Devo il dire tester. che per principio non porto le figurine a casa perché sennò sarebbe troppo facile, e quando me le chiedono invece è il segnale che in qualche maniera mi sono dato. Poi quando mi dicono papà, ma avete fatto le figurine dei dinosauri come in questi giorni, perché io ovviamente cerco di non raccontare cosa faccio in ufficio a casa proprio per vedere poi le loro reazioni. Devo dire che Il test danno è proprio così, è soddisfazione. diretto e fatto in questo modo, eh? Incredibile. Il test è proprio diretto e in questo modo. Assolutamente cioè, sì, no, io ti dico, mio figlio adesso ha 11 anni, ma è un, io poi ogni volta che l'ho portato unico opinion leader in casa, ecco. Assolutamente, ho guardato l'album e non l'ha considerato. Poi una volta l'ho portato al Tour Panini, che è questo tour itinerante fantastico, una ossa si è regalato un album e da lì è impazzito, perché quello era il suo album e da lì non l'ha mica smesso. No, magari è adesso conosce l'album meglio di me, onestamente. Si è attivato. Magari è impazzito per la hostess. Può essere. Positivo anche questo, va bene, tutto fa brodo. Va bene, e Gianni, non so, voi tanto vi vedete per un aperitivo a Sì, più presto. noi ci vediamo spesso, perciò Spessissimo, quindi. e ci sentiamo ancora di più spesso. Bene, ci sono altre domande? No, beh, dai, Abbiamo- possiamo congedarlo Sì, e ringraziarlo per avergli rubato del tempo. Grazie Antonio. Scusate, grazie a voi per l'invito, veramente buon lavoro e un saluto a tutti i collezionisti a questo punto. Ecco, no, perché poi appunto ci sarebbe anche una piccola. Vorremmo sapere se nel futuro c'è uno spazio per il testimonial Bellini in panini, no? Perché fa anche un po' rima, no? Quindi non so, perché sarebbe bello vedere una figura algida che si stacca a livello di teleschermo, che compare dal fondo con una bella luce e si avvicina e ti apre l'album Panini del 2015-2016. no? Sento che Gianni vi ha contagiato bene bene. Un po' sì, è un po' stata imbeccata questa cosa qua, però effettivamente Immagino. se lo Per merita. inciso, per farvi un po' di invidia, io sul mio computer ho le prime prove delle copertine dell'album nuovo, che mi sono appena arrivate e li stiamo cominciando a scegliere. Vabbè, quindi lui guarda, voleva dire una cosa, è rimasto, non puoi vederlo, è rimasto bloccato. Vuoi dire qualcosa? Riesci a dirlo? No, No. un'anticipazione sull'album di quest'anno? Vedi? Album di quest'anno sarà bellissimo ed è scontato. Sarà, in termini di copertina, negli ultimi anni abbiamo, come Gianni sa bene, ma anche voi, abbiamo investito molto come immagine, come materiali, e anche quest'anno credo non rimarrete delusi. Dico solo una cosa, largo ai giovani, basta. Largo ai giovani. Va però questo è, rimarremo con questo. è il payoff, diciamo. Esattamente. Molto bene. Va bene Antonio, ti ringraziamo. Gabriele, Grazie, Antonio, Fulvio, grazie davvero, e Grazie, anche Gabriele, Gianni. grazie. Ciao, Antonio, ciao. Alla prossima, grazie. Ciao, di nuovo. buon lavoro, ciao Antonio, ciao. Insomma, Bella chiacchiera, ragazzi, ma è un colosso mondiale, parliamo di un Sì, colosso pazzesco. mondiale. Sì.